E adesso vediamo l'amore dal punto di vista femminile e la prendiamo da Gianni Schicchi. Voi sapete, una delle 3 opere che compongono il trittico, no? Gianni Schicchi, Suor Angelica e il Tabarro, no? E ascoltiamo appunto la celeberrima Il mio bambino caro. Lei, la fanciulla, che prega il padre, Gianni Schicchi, di non essere così severo, perché lei è innamorata di questo ragazzo, lo vuole, e se non me lo fai sposare andrò sul ponte vecchio, ma per buttarmi in arno. Maria Rita Schenato, accompagnata da Maria Beatrice Bosco. Qui vediamo la straordinaria maestria di Puccini, che con pochissime note, battute brevissime, perché è un'aria brevissima questa, riesce però a darci un quadro meraviglioso della fanciulla che resta indelebile nel nostro ricordo. Tornando all'aspetto invece dell'amore maschile, che succede? Che cosa succede quando uno sente che l'ora è fuggita, che non ha più tempo, che la sua giovinezza, che prometteva grandi fiori, sta appassendo in un mazzo insanguinato, quel sangue che coprirà il suo corpo tra breve, quando verrà fucilato. E è il momento in cui l'ora se ne va e lui, Cavaradossi, muore disperato. E l'unica cosa che stringe nella sua mano sanguinante è il ricordo meraviglioso di lei, che luceva le stelle e olezzava la terra, mi cadea tra le braccia. Ora tutto questo non c'è più e muore disperato. Mario Cavaradossi, interpretato da Enrico Bertoli.
lucevano le stelle. E olezzava la terra, stride all'uso nell'orto, e un passo sfiorava l'arena, entrava ella fragrante. Mi cadea tra le braccia. Oh, dolci bacio, languide carezze, mentre io fremente le belle forme scioglieva dai peli. Svani per sempre il sogno mio d'amore, l'ora è fuggita e muoio disperato, e muoio disperato. E non ho amato mai tanto la vita, tanto la vita. Nella iconografia dell'amore di Giacomo Puccini c'è spazio anche però per le figure leziose, leggiadre. Vedete, un personaggio che è sempre sottovalutato è ad esempio nella Bohème Musetta. Musetta sembra un personaggio buttato da così, no, è l'esatto contraltare di Mimì, sia dal punto di vista etico, morale, di comportamento, sia dal punto di vista amoroso. Musetta sembra leziosa, ma alla fine chi è? È lei che raccoglie tutti i soldi per comperare il manicotto a Musetta e mostra quella pietà. È lei che rivolge l'ultima preghiera alla Madonna, dicendo: io sono peccatrice, io non merito il tuo perdono, ma Mimì è un angelo del cielo, perché portarcelo via così? E adesso in quest'aria, quando ben vo soletta per la via, mostra la sua avvenenza femminile, la sua leggiadria, la sua essere civetta anche se vogliamo, ma è una forma molto profonda che Puccini descrive nell'aria di Musetta, cantata da Maria Rita Schenato, accompagnata da Maria Beatrice Bosco. La gente sosteneva
dimensione importante del rapporto amoroso è ad esempio il nome della persona amata. Quante volte, sarebbe interessante, vi invito a farlo, io l'ho fatto, fate un confronto quante volte nelle opere di Puccini il nome della persona amata viene ripetuto dall'amato. È l'unico caso in tutti gli scrittori, i compositori di opera lirica in cui il nome della persona amata viene costantemente ripetuto. E l'opera per eccellenza del nome qual è? La so anch'io, qual è? La Turandot. E non Turandot, e non Turandot perché non sei francese, era cinese lei, quindi Turandot dall'opera di Gozzi. E qual è il discorso? Pensate un attimo, Turandot ha messo nel terzo enigma il suo stesso nome, ma voleva che quel nome uccidesse chi non l'avesse indovinato. E Calaf, che lo comprende, lo capovolge e da dono di morte diventa dono di vita. Tu non sai il mio nome, se me lo dirai prima dell'alba, all'alba morirò. Ma l'alba sta sorgendo e lui allora invita le stelle a tramontare perché l'alba lo vedrà vincitore. E allora nessun dorma, come vi avevo promesso nell'interpretazione straordinaria di Enrico Bertile. straordinario, bravissimo Enrico. Maria Beatrice Boscaro e adesso Maria Rita si unisce a Enrico. Allora, ieri 27 abbiamo ricordato la nascita di Mozart, ma avevamo un programma lungo, lo tagliamo per ovvi motivi, sta venendo tardi, e quindi
nascita di Mozart e la morte di Giuseppe Verdi, e volevamo dedicare 3 momenti di Traviata, appunto un di Felice e poi Parigi cara e il Brindisi. Quindi ascoltiamo l'antologia della Traviata. Eventualmente li rifacciamo, basta che ci invitiate, mi raccomando, noi veniamo, ok, quindi adesso questo trittico dalla Traviata, e credo che nel finale ci sia anche la sorpresa di Federico. Parolini, giusto? Giusto. Vai con la Traviata. Un dì felice ed erea mi bareraste innante, e da quel dì tremante
e festeggiamo adesso anche il carnevale con il brindisi dalla Traviata, Maria Beatrice Boscaro al pianoforte, Maria Rita Schenato e Enrico Bertile e Federico Parolini al violino. Liviamo nei lieti carici della bellezza rifiora e l'ara fuggevo l'ora scimmia voluta. Liviamo nei dolci fremiti che suscita l'amore, poiché quell'occhio al cuore onnipotente va. Godiamo amore fra i coniugi più caldi baci avrà. Tra voi saprò di vedere il demonio gioco. Follia del mondo, che non è piace. Godiamo voce rubido il odio dell'amore, che un fior che nasce amore, né più si può godere. Ci invita, c'è tutto insieme. La vita nel trepano, Quando non sani ancora credete a chi ignora. è il mio destin così. Godiamo la tazza al cantico, la notte bella e riso in questo paradiso ne scoprai l'uomo. Ne scoprai di ne scoprai di Grazie a tutti, grazie a tutti. Allora, Maria Beatrice Boscaro, Maria Rita Schenato, Federico Parolini e Enrico Bertile, c'è legato Massimo, vi ringraziano, ringraziamo tutti quello che, anche il padre che ci ha ospitato.